Ad Agrigento la prima edizione del premio Custode dell'Ambiente, tra i premiati il Presidente del Senato Ignazio La Russa e il Governatore della Sicilia Renato Schifani. Protocollo d'intesa tra la CGIL e l'ASP di Agrigento per la giornata del 25 novembre, campagna promozionale della Polizia di Stato, l'Associazione Italiana Donne Medico a convegno sul tema Noi diciamo basta. Prorogato dalla Regione il bonus contro il caro voli fino al 28 febbraio del 2026, partono le procedure per la stabilizzazione dei precari dei consorzi di bonifica dal prossimo 1 dicembre. Capo condominio arrestato dalla Guardia di Finanza di Palermo, 2 giovani restano in carcere in libertà agli adulti a Ravanusa per la lite verso un pensionato. L'Akragas vincente in campo contro il Santa Croce, panoramica dei campionati di calcio di domani domenica. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi 22 novembre, sabato. Si è svolta la prima edizione del premio Custode dell'Ambiente al Teatro Pirandello, consegnati i riconoscimenti alle varie realtà siciliane impegnate nella protezione dell'ambiente. L'evento è stato voluto dall'assessore all'ambiente l'onorevole Giusy Savarino. Tra i premiati il Presidente del Senato Ignazio La Russa e quello della Regione Renato Schifani. Noi abbiamo seguito l'evento. Si è svolta ieri la prima edizione del premio Custode dell'Ambiente al Teatro Pirandello, consegnati i riconoscimenti alle realtà siciliane impegnate nella protezione dell'ambiente. L'evento è stato voluto dall'assessore all'ambiente l'agrigentina onorevole Giusy Savarino in collaborazione con ARPA Sicilia. Il premio è nato con l'obiettivo di valorizzare l'impegno di chi opera per la qualità del territorio, coinvolgendo attivamente gli ordini professionali nella definizione dei contenuti della giornata. Dopo i saluti del sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, l'assessore regionale al territorio e all'ambiente Giusy Savarino ha richiamato l'importanza di consolidare una visione ambientale capace di unire rigore, prevenzione e partecipazione. Nel corso dei lavori sono state illustrate le misure predisposte dalla Regione per la rigenerazione del verde urbano ed extraurbano, con contributi fino a 50.000 euro destinati alla riqualificazione di parchi, orti urbani e aree pubbliche nei comuni, insieme agli interventi dedicati al potenziamento delle riserve naturali e dei parchi siciliani. Il Presidente del Senato Ignazio La Russa ha ricevuto il premio Custode dell'Ambiente, intervenendo in collegamento, richiamando il valore delle scelte già avviate dalla Regione. Numerosi riconoscimenti di custodia dell'ambiente consegnati dalla Deputazione Nazionale nel corso della serata, mirati alla valorizzazione e all'impegno delle imprese e delle realtà siciliane che hanno investito nella tutela e nella valorizzazione del territorio. La parte conclusiva è stata affidata al Presidente della Regione siciliana Renato Schifani, che ha anche illustrato le principali azioni portate avanti dal governo regionale in tema di tutela di salute ambientale, che ha anche ricevuto dall'assessore Savarino il titolo di ambasciatore dell'ambiente. Sì, un segnale importante, ringrazio l'assessore Savarino per questa iniziativa, che dà il senso di una regione che cresce, ma non soltanto finanziariamente, ma cresce sotto il profilo imprenditoriale, che coniuga l'esigenza di crescita finanziaria con quella di maggiore tutela all'ambiente. Coniugare dei valori dell'interesse del profitto, ma anche un ambiente da salvaguardare per noi e per i nostri figli. Io credo che la Sicilia stia vivendo un momento effettivamente molto importante di crescita sociale ma anche morale. Allora, molto, perché la regione siciliana, come in pochi sanno o pochi vogliono ricordare, è stata la prima regione d'Italia a istituire una riserva, quindi a tutelare le proprie bellezze naturali. Il resto d'Italia è arrivato 9 anni dopo, e considerate che quelli erano gli anni '80, gli anni in cui altri siciliani meno nobili di notte abbattevano le ville Liberty per costruire palazzoni anonimi. Ecco, in Sicilia ci sono anime nobili e sensibilità ambientali che hanno sempre lottato per la bellezza del territorio siciliano e vanno valorizzate. Oggi queste persone sono
cavalieri del lavoro, sono cavalieri della Repubblica, sono aziende solidissime che hanno improntato il loro bilancio sulla sostenibilità ambientale, sono nuove start-up, sono enti locali innovativi, sono associazioni, sono persone, sono siciliani che vogliono farsi avanti e creare crescita e creare sviluppo con un'attenzione all'ambiente, all'habitat naturale, alla sostenibilità. Ecco, noi vogliamo accendere un faro su tutte queste realtà. E perché? Perché diventino contaminanti, perché facciano da esempio e perché ricordino a tutti i siciliani che noi sappiamo anche essere bravi in questo. Ecco, diciamolo, sottolineiamolo, valorizziamolo. Innovazione ma anche problemi come l'erosione costiera che ancora incide su San Leone. Incide su San Leone, ma proprio su San Leone finalmente abbiamo trovato la risposta. Io sono assessore da un anno, sono arrivata e non c'era l'erosione costiera a San Leone alle dune e non c'era un progetto, non c'era la possibilità di intercedere e di intercettare un finanziamento. Oggi abbiamo 3 diversi progetti, entrambi caricati su Rendis. Abbiamo individuato le risorse e ringrazio il governo Meloni perché io ho proposto 23 interventi, tra questi ci sono San Leone e c'è anche Licata, e sono stati finanziati dal MASE tutti e 23. E questo è un risultato importante. Ringrazio il Presidente Schifani perché avevo trovato soltanto 12 milioni di FSC di FERS sull'erosione costiera, ho chiesto di aumentarli e sono già 58 milioni. Significa dare risposta ai territori, però dico ai sindaci: attrezzatevi con progetti caricati su Rendis, perché noi non possiamo risolvere i problemi se non ci attrezziamo perché queste risposte trovino un concreto riscontro da parte della Regione siciliana. Io posso battagliare quanto voglio a Roma, a Bruxelles, con il Presidente Schifani per avere più risorse, ma se poi noi non ci attrezziamo di progetti non abbiamo fatto nulla. Su Punta Bianca invece? Punta Bianca abbiamo già finito tutto l'iter, stiamo per pubblicare il bando per assegnare questa nuova riserva dopo 20 anni. E in occasione del 25 novembre prossimo, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la CGIL di Agrigento annuncia la sottoscrizione di un importante protocollo d'intesa con l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, il nostro servizio. In occasione del 25 novembre prossimo, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la CGIL di Agrigento annuncia una sottoscrizione di un importante protocollo d'intesa con l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento che ha accettato la proposta sindacale finalizzata al contrasto della violenza sulle donne e al rafforzamento delle reti territoriali di prevenzione, tutela e supporto alle vittime. L'iniziativa si terrà per l'appunto martedì 25 novembre in occasione della giornata internazionale contro la vittima sulla violenza alle donne alle ore 10:30 presso la Cittadella della Salute, ex teatrino dell'Aspe di Agrigento, e rappresenta un ulteriore passo nella collaborazione tra le istituzioni sanitarie e le organizzazioni sindacali per promuovere una cultura di rispetto, sicurezza e parità. L'appuntamento sarà preceduto da un'assemblea dei lavoratori aperta, durante la quale verranno illustrate le motivazioni e gli obiettivi che hanno portato alla definizione del protocollo, quindi le azioni operative che saranno attivate in seguito alla firma da parte del segretario della CGIL di Agrigento Alfonso Buscemi e il direttore generale dell'ASP Giuseppe Capodieci. L'accordo sarà presentato dalla responsabile del Dipartimento Provinciale Pari Opportunità della CGIL Caterina Sparacino e mira a potenziare i percorsi di presa in carico delle donne vittime di violenza, rafforzare la formazione del personale sanitario, degli operatori coinvolti, favorire la collaborazione tra i servizi pubblici, le strutture sociosanitarie e le realtà associative del territorio, promuovere campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza. L'ASP di Agrigento e la CGIL rinnovano il loro impegno comune nel contrasto a ogni forma di violenza di genere, convinte che solo unendo competenze, risorse e visioni sia possibile costruire una comunità più giusta e sicura per tutte e per tutti. E sempre per la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre prosegue l'impegno della Polizia di Stato nella campagna permanente dal tema "Questo non è amore", realizzata dalla Direzione Centrale Anticrimine. Vediamo il video promozionale.
Anche quest'anno come Polizia di Stato siamo al fianco delle vittime di violenza con la campagna Questo non è amore. Nei prossimi giorni saremo presenti nelle piazze, nelle scuole e nei principali luoghi di aggregazione con il camper della Polizia di Stato e con i poliziotti specializzati nel trattare questo delicato tema. Sarà l'occasione per un confronto e per raccogliere le testimonianze delle vittime o di chi è vicino a persone che subiscono violenza. Potrete inoltre ricevere informazioni anche consultando la nuova edizione dell'opuscolo che verrà divulgato. All'interno troverete informazioni sugli strumenti utili di tutela come l'ammonimento del questore e l'app YouPol della Polizia di Stato. Ricordate, è importante chiedere aiuto e confidarsi per uscire dalla spirale di violenza. Denunciate, non siete soli. Fare rumore non soltanto in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Con questo obiettivo oggi nella Sala Gerace dell'Ordine dei Medici di Agrigento l'Associazione Italiana Donne Medico ha organizzato il convegno sul tema Noi diciamo basta, seguendo quanto detto da Alda Merini: siamo state amate e odiate, adorate e rinnegate, baciate e uccise solo perché donna. Le interviste. In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne abbiamo voluto fare questo incontro per fare delle riflessioni e parlarne, per sensibilizzare su questo problema ad oggi insoluto, perché nel momento in cui noi continuiamo a parlare di parità di genere significa che il problema c'è, esiste. Allora quindi dobbiamo essere bravi a cercare di fare rete tutti i psicologi, medici, assistenti sociali e quant'altri, di fare rete per poter cercare di trovare delle soluzioni a che si finisca che con questi maltrattamenti che arrivano anche agli omicidi. Oggi abbiamo un po' anticipato come Associazione Donne Medico di Agrigento la giornata mondiale contro la violenza di genere. Non serve solo un giorno per ricordare e per fare rumore, ma la nostra quotidianità. Tengo a precisare che oggi sarà un incontro multidisciplinare che non vede soltanto i medici in prima linea, abbiamo anche tutte le varie figure professionali che ogni giorno si occupano di questo problema. E quindi come Presidente Associazione Donne Medico mi è piaciuto convocare e riunire amici e amiche che parlassero di questo argomento, ognuno con la propria esperienza. Avremo anche invitato presenti dei bambini, dei lupetti di Palma, che nel loro piccolo hanno organizzato il loro modo e il significato di vedere la violenza di genere. È stata inaugurata la nuova città dei ragazzi di Montevago, dedicata all'ingegnere Alessio Scirè, al termine di un importante intervento di ristrutturazione, messa in sicurezza e recupero funzionale. La struttura riapre così al pubblico dopo 20 anni di abbandono. Per il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo è un'opera simbolo di rinascita del paese. Sentiamola. Perfetto. Rappresenta veramente una rinascita del territorio del Belice, perché il progetto, per chi lo aveva fatto, in questo caso l'ingegnere Scirè, pensava proprio ad una rinascita di Montevago e pensava ad un centro di aggregazione giovanile culturale per i giovani del Belice, non soltanto per Montevago. Oggi questa è diventata una seconda realtà, perché per tantissimi anni la cosiddetta città dei ragazzi era questo. Oggi la riapriamo dopo anni di incuria, di abbandono, la riapriamo alla fruizione fondamentalmente dei giovani e l'abbiamo intitolata proprio all'ingegnere Scirè, per ricordare un nostro concittadino che, malgrado
fosse andato via per motivi di lavoro, ma anche per la carriera, ha sempre portato nel cuore Montevago. Veniva ogni anno per le ferie e quando poteva anche durante il periodo di Natale. Ha ricordato Montevago subito dopo il terremoto, quando ancora non c'era la protezione civile e lui era un comandante dei Vigili del Fuoco, ha fatto di tutto perché arrivassero aiuti, sostegno, perché la popolazione fosse, diciamo così, aiutata in quel momento tragico. Ha fatto il progetto di questa mega realtà giovanile e lo ha consegnato all'allora presidente dell'Assemblea regionale siciliana perché si potesse finanziare. Quindi devo dire aveva tutte le carte in regola per poter oggi essere ricordato. Sono voluti anni ovviamente, come accade quando parliamo di opere pubbliche. Oggi però la bellezza è restituire al quartiere intanto una zona rivalutata e soprattutto ridarlo ai giovani con un campetto di padel, un campetto di tennis, una sala cinema e luoghi dove potersi ritrovare. Se riusciamo, secondo quello che oggi le nuove modalità di lavoro consentono, quindi mi riferisco in particolar modo al lavoro agile, abbiamo almeno questa intenzione, farne una sede di coworking ed ecco qui ancora una volta che il progetto dell'ingegnere Scirè torna validissimo, perché se questo va in porto il coworking non può coinvolgere solo Montevago ma tanti giovani della zona, della valle, che magari lavorano fuori e possono ritornare nei propri territori. I siciliani potranno contare sul bonus della Regione contro il caro voli fino al prossimo 28 febbraio. È stato infatti firmato il decreto con cui viene esteso il periodo di validità per il riconoscimento dei contributi erogati ai cittadini siciliani per ridurre gli svantaggi derivanti dalla insularità, continuando a garantire uno sconto per l'acquisto dei biglietti aerei per i residenti che viaggiano in aereo da o per l'isola anche in vista delle festività natalizie. In pochi giorni le piattaforme di prenotazione delle compagnie ITA e Aeroitalia saranno aggiornate con la nuova scadenza e sarà possibile acquistare il biglietto ottenendo lo sconto. Questo quanto ha detto l'assessore Aricò. Il contributo prevede uno sconto del 25% del prezzo del biglietto per tutti i residenti in Sicilia, per i voli da e per tutti gli aeroporti italiani, un vantaggio esteso al 50% per le categorie prioritarie, ossia le persone con almeno il 67% di invalidità, gli studenti, i residenti con un ISEE inferiore a 15.000 euro. Partono le procedure di stabilizzazione dei lavoratori di consorzi di bonifica. Dal 1 dicembre prossimo saranno stabilizzati quanto ne hanno diritto in base alle graduatorie esistenti, così come previsto dall'articolo 9 della legge 3125 recentemente approvata all'Assemblea regionale siciliana. Lo ha annunciato l'assessore all'agricoltura Luca Sammartino, dopo aver incontrato i commissari e dirigenti degli enti consortili siciliani. Stiamo per portare a casa, ha detto l'assessore Sammartino, un risultato importante che non solo garantirà i servizi migliori alle imprese agricole, ma darà anche ai lavoratori e alle loro famiglie una concreta e maggiore stabilità economica. Inoltre, già dalla prossima settimana gli altri operai stagionali inizieranno a svolgere le 23 giornate lavorative aggiunte previste dalla norma per quest'anno, mentre dal 2026 verranno impiegati per 156 giornate all'anno. Passiamo alla cronaca. Nei guai un amministratore di condominio arrestato dalla Guardia di Finanza di Palermo per l'approvazione indebita e autoriciclaggio. Ce ne parlano i colleghi di Palermo. Arresti domiciliari per un ex amministratore di condominio indagato per appropriazione indebita e autoriciclaggio. Sono stati finanzieri del Comando Provinciale di Palermo a dare esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari del GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della Procura della Repubblica. Inoltre è stato disposto il sequestro preventivo della somma di circa 197.000 euro, profitto dei reati contestati. Le investigazioni condotte dalla sezione di polizia giudiziaria, aliquota Guardia di Finanza, hanno tratto origine dalla presentazione di 5 differenti querele da parte dei legali rappresentanti di alcuni condomini ubicati a Palermo. I querelanti in particolare lamentavano il fatto che l'amministratore uscente nel corso della sua
autogestione si fosse indebitamente appropriato di somme di denaro nella propria disponibilità. Gli accertamenti eseguiti hanno consentito di appurare come l'indagato, in un periodo che va dal 2015 al 2023, falsificando i rendiconti e le varie spese condominiali, avrebbe di volta in volta generato un surplus di denaro che veniva poi dirottato su rapporti bancari personali o allo stesso riconducibili. Di fondamentale importanza ai fini dell'individuazione degli illeciti è risultata l'analisi dei flussi finanziari, da cui sarebbe altresì emerso come parte della somma sottratta sia stata fatta confluire su carte di credito prepagate intestate all'amministratore o al proprio coniuge, per poi essere utilizzate su 2 conti di gioco online accesi presso 2 distinti operatori, uno nazionale, l'altro maltese. Sulla scorta delle evidenze acquisite, il GIP presso il Tribunale di Palermo, condividendo le valutazioni della locale Procura della Repubblica, ha ravvisato la sussistenza in capo all'indagato di un grave quadro indiziario in ordine ai reati contestati di appropriazione indebita e autoriciclaggio. I 2 giovani restano in carcere e tornano in libertà gli adulti. Questa è la decisione del Tribunale del Riesame di Palermo nei confronti dei 4 indagati di Ravanusa arrestati dai carabinieri della compagnia di Licata nell'ambito delle indagini sul pestaggio ai danni di un 50enne disabile avvenuto nella villa comunale di Ravanusa. Restano detenuti in carcere Giovanni Pio Galiano di 22 anni e Raffaele Mattia Varello di 19 anni. Tornano invece liberi Giuseppe Galiano di 48 anni, padre del primo, e Carmelo Marchese Ragona, 56 anni. Ai primi 2 viene contestato il reato di lesione aggravata in concorso, mentre agli altri 2 quello di atti persecutori e minacce nei confronti della vittima e dei suoi familiari, con l'obiettivo di convincerli a ritirare la querela. Il 50enne, che ha riportato gravi fratture a volto e problemi a un occhio, sarebbe stato colpito ripetutamente anche con un tirapugni. Lite è scoppiata tra 2 pensionati di Agrigento in via Atenea, all'altezza del collegio dei Filippini. Il più esagitato, un 60enne, ha tirato fuori un coltello e ha tentato più volte di colpire il rivale, un 70enne. Quest'ultimo per fortuna ha scansato i fendenti. A quel punto l'uomo armato si è allontanato pensando di farla franca. I poliziotti della sezione volanti e i loro colleghi della mobile, dopo alcune ricerche, lo hanno localizzato, rintracciato e fermato. Il 60enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento per porto di armi e oggetti atti a offendere. Nessuno dei 2 è rimasto ferito, sconosciuti i motivi del litigio. A Santo Stefano di Camastra, la Virgo Fidelis dei Carabinieri. Ce ne parlano i colleghi di Messina. Si è svolta in un'atmosfera di profonda emozione la cerimonia dedicata alla Virgo Fidelis, patrona dell'Arma dei Carabinieri, che ha riunito nella chiesa madre di Santo Stefano di Camastra un gran numero di autorità civili e militari insieme alle scolaresche del territorio. Una partecipazione ampia e sentita che ha reso l'evento non solo un momento di commemorazione, ma anche un'occasione di forte valore educativo e sociale. L'iniziativa, particolarmente sentita dalla comunità stefanese, ha posto al centro il ricordo dei caduti dell'Arma, uomini che hanno sacrificato la propria vita per la difesa dei valori di legalità, giustizia e servizio allo Stato. Durante la celebrazione è stato più volte sottolineato come il loro esempio rappresenta un patrimonio morale imprescindibile, soprattutto per le nuove generazioni presenti in gran numero tra i banchi della Chiesa. A rendere ancora più solenne la giornata è stata la scopertura dell'opera donata dal maestro Antonio Fratantoni alla sezione ANC di Santo Stefano di Camastra. Il lavoro artistico raffigurante l'effigie della Virgo Fidelis è stato accolto con grande apprezzamento dai presenti e si configura come un simbolo duraturo di devozione e memoria. Alla cerimonia religiosa era presente anche l'onorevole Caterina Chinnici, che abbiamo sentito al termine della funzione. Per me sono giornate davvero speciali alle quali cerco sempre di partecipare. Io sono figlia di un magistrato che ha scelto di essere al servizio delle istituzioni per affermare legalità e giustizia, e da lui mi sono stati trasmessi questi valori che mio padre ha difeso fino alla sua morte. Io ho fatto il magistrato, adesso sono al Parlamento europeo, lavoro sempre sugli stessi valori, ma soprattutto oggi per me è davvero un momento speciale perché io sono
anche mamma di un carabiniere e di un funzionario di polizia, quindi mi sento davvero vicina all'Arma, vicina all'impegno di quei carabinieri che scelgono di dedicare la propria vita alle istituzioni, perché indossare una divisa da carabiniere significa fare una scelta di vita, non è soltanto un lavoro ma è molto di più. Un messaggio forte, capace di unire istituzioni, cittadini e giovani nel segno della comunità e della speranza. 2 pastri chef agrigentini, Mangione e De Fraiai, ambasciatori della Sicilia in Macedonia, il nostro servizio. Il pastry chef, l'agrigentino Giovanni Mangione, con il collega Lillo De Fraiai, sbarcano nella capitale della Macedonia del Nord, a Skopje. I 2 maestri pasticceri sono stati invitati direttamente dall'ambasciata italiana a Skopje alla 10ª edizione della settimana della cucina italiana nel mondo tra cultura e innovazione e protagonista il dolce siciliano. L'evento è stato promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Mangione e De Fraiai si sono esibiti in una masterclass producendo davanti a centinaia di persone torte di mandorla, dolci di mandorla, frutta di martorana, cassate siciliane e non potevano mancare i cannoli. Il pastry chef Mangione racconta che è stato un evento molto bello e significativo e soprattutto costruttivo, onorato di aver rappresentato la nostra amata Sicilia portando i colori, gli aromi e i profumi della nostra terra in Macedonia del Nord. L'evento è stato anche apprezzatissimo da Sua Eccellenza l'ambasciatore d'Italia Paolo Palminteri, che a fine della serata ha assaggiato tutti i dolci dicendo che era uno più buono dell'altro. E abbiamo invitato, con grande piacere hanno accolto il nostro invito, il maestro De Fraiai, che è un applauso. Grazie a tutti. Grazie per l'invito. Che non è solo un maestro pasticcere pluripremiato, ma è un collega, perché è ambasciatore della cucina italiana e quindi siamo praticamente colleghi. Ed è accompagnato dal collega Giovanni Mangione, che insieme prepareranno alcuni piatti tipici della tradizione siciliana, e la Sicilia è una delle regioni che ha dato il maggior contributo alla storia d'Italia, alla cultura italiana, dal punto di vista letterario, dal punto di vista delle idee, dal punto di vista della cucina sicuramente. E sono anche molto contento che domani il maestro De Fraiai e Giovanni Mangione andranno anche alla scuola alberghiera alla Sartana e quindi avranno la possibilità di confronto con i futuri pasticceri macedoni. Il programma proseguirà poi con un workshop dedicato a un altro prodotto tipico della nostra tradizione, e cioè l'espresso. Abbiamo la fortuna di avere in Macedonia del Nord un vero genio dell'espresso, Dejan Bogojevski, che è il trainer di Lavazza, e quindi presso il training center di Lavazza ci sarà una masterclass dedicata proprio ai segreti e alla storia del caffè. Linea alla regia per la pubblicità. Da diversi anni un tratto del litorale di Cinisi, nelle adiacenze dell'aeroporto di Palermo, è chiuso per il pericolo di caduta massi dalle parti rocciose sovrastanti. I lavori già appaltati dalla struttura commissariale siciliana contro il dissesto idrogeologico consentiranno finalmente di rimuovere il divieto e di rendere questa porzione di costa di nuovo fruibile al pubblico e servizio. Sabbia finissima e mare turchese. Non ha nulla da invidiare la spiaggia di Magaggiari a quelle altrettanto suggestive ma magari più rinomate della Sicilia. Per gli abitanti di Cinisi, ma anche per migliaia di turisti, è da sempre un punto di riferimento nella stagione estiva. Peccato per quello sfregio rappresentato da transenne e segnali che avvertono del pericolo di caduta massi. Da ben 8 anni, infatti, più di 200 metri di arenile non sono usufruibili, dichiarati zona off limits dopo il crollo di alcuni pezzi di roccia dal costone sovrastante.
Gli eventi franosi cominciarono nel 2004 ed ebbero il loro culmine nel 2017, quando scattarono i sigilli per il tratto che comincia dal confine dell'area di sedime dell'aeroporto Falcone Borsellino. Presto però, grazie all'intervento della Regione attraverso la struttura commissariale per il contrasto al dissesto idrogeologico che fa capo al presidente Renato Schifani, il divieto potrà essere rimosso e il litorale restituito interamente ai bagnanti. Ridaremo dopo tanti anni la piena fruibilità della spiaggia alla cittadinanza, ai turisti, in considerazione anche della zona che ha una grande vocazione turistica, e così come stiamo facendo in altre parti delle nostre coste, vedi Pollina, vedi Tusa, abbiamo dato una grande accelerazione anche a questi interventi che, anche se piccoli da un punto di vista economico, però hanno un significativo valore perché riaprono, ridanno alla fruibilità turistica questi gioielli che abbiamo appunto sulle nostre coste. La gara espletata dagli uffici di Piazza Ignazio Florio diretti da Sergio Tuminello ha affidato i lavori alla Cospin SRL. Il budget a disposizione dell'impresa catanese è di poco più di 1 milione di euro. Un intervento fortemente voluto dal governatore Schifani perché, ha sottolineato, oltre a ripristinare la salvaguardia della pubblica incolumità, consente di rendere nuovamente fruibile per intero una delle spiagge del Palermitano più ambite dai turisti, valorizzando al contempo un sito dalla forte valenza naturalistica. E per la cittadina che dista meno di 20 km dal capoluogo dell'isola si tratta davvero di poter contare su nuove opportunità. Dopo 20 anni di attesa finalmente prende forma il progetto di riqualificazione del costone roccioso della spiaggia Magaggiari. Si tratta di un progetto molto atteso dalla nostra comunità che darà il ripristino alla tutela dell'incolumità pubblica, alla sicurezza, ma sicuramente darà luce a uno dei luoghi più belli del nostro territorio, la nostra splendida spiaggia Magaggiari. Sta dunque per finire un'attesa ventennale. La sequenza di ortofoto realizzate durante la fase progettuale dell'intervento fornisce la mappatura puntuale dei fattori di rischio. Sulle pareti rocciose saranno eliminate le masse instabili e il consolidamento sarà completato con barre passive e reti metalliche. Subito dopo, via i cartelli di pericolo, via le transenne, in attesa di un'estate senza più quel divieto. Anche oggi continuano gli appuntamenti a Favara, i panel e le masterclass del primo festival internazionale interamente dedicato ai film di matrimonio. Intanto domani la serata conclusiva al Palacongressi del Villaggio Mosè con la premiazione dei vincitori che hanno partecipato alla 3 giorni di questa prima edizione. A concludere la serata di gala la musica di Lello Analfino e le comicità di Giovanni Cacioppo. Le interviste. 21, 22 e 23 novembre a Favara Italy Wedding Film, la tua partecipazione. La mia partecipazione è stata voluta, la persona che mi ha coinvolto è stato appunto Giuseppe, e devo dire che mi ha coinvolto subito col suo entusiasmo e mi ha raccontato di questa realtà dei videografi sia della zona, quindi regionali, ma anche proprio dei videografi a livello nazionale, perché poi è un festival nazionale appunto, ed è stato molto bello condividere con delle persone che fanno un lavoro simile a quello che faccio io, condividere modi di girare, modi di pensare, modi di ragionare, e quello che è stato fondamentalmente il mio apporto è portare l'approccio cinematografico a quello della videografia, che hanno in realtà molte similitudini, e soprattutto il cinema, che ora sta cambiando, sta diventando anche molto più un cinema che osserva il reale, si avvicina molto di più a quella che è la videografia adesso.
Questo meraviglioso viaggio di Italy Wedding Film è iniziato con una serie di podcast molto interessanti che chiaramente non si concluderanno con la fine del festival, che culminerà proprio domenica con la premiazione dei lavori che sono pervenuti, sono numerosissimi e pervenuti. Inoltre sono in pieno svolgimento anche i workshop con i blasonati del settore, insomma gente che ha vinto Davide di Donatello, eccetera eccetera eccetera. Questi podcast molto interessanti continueranno anche durante l'anno in diverse parti d'Italia e saranno un modo come per avvicinare anche i non addetti ai lavori a questo fantastico mondo che è quello dei videomaker. Ovviamente vi aspettiamo domenica per il Gran Galà, io presenterò insieme al giornalista Salvatore Fazio e poi ci saranno non soltanto le premiazioni ma anche degli ospiti d'eccezione quali Cacioppo e anche Lellona Alfino. Vi aspettiamo al Pala Congressi. Presentato oggi a Palermo il saggio del critico d'arte Tanino Bonifacio, La bellezza raccolta, l'arte contemporanea, collezione della Casa Museo Thulé, i colleghi di Palermo. La bellezza raccolta è un libro che cerca di fare il punto sull'arte contemporanea, su tutto ciò che c'è di contemporaneo in un luogo straordinario, che è la Casa Museo Thulé di Tommaso Romano. È un viaggio analitico, storico-critico, sulle opere d'arte che iniziano dai primi del Novecento con il futurismo fino alle ultime avanguardie. Ma la bellezza raccolta non parla solo dell'arte contemporanea nella Casa Museo Thulé, parla anche del rapporto che c'è tra il collezionista e l'opera d'arte, dunque di collezionismo. E la Casa Museo Thulé è un collezionismo particolare, perché le opere non vengono disposte in maniera razionale, con un filo logico che è quello museografico, ma Tommaso Romano, con la sua creatività, con la sua poetica, crea un nuovo modo di esporre le opere d'arte, che coincidono con la dimensione dell'anima, con i palpiti e con tutto ciò che appartiene alla dimensione dello spirito. La bellezza raccolta di Tanino Bonifacio non è soltanto un libro di indagine su alcune opere della collezione della Fondazione Tue Culture, della mia collezione, di una casa museo che da qualche anno ha aperto anche le visite al pubblico. È soprattutto un'avventura spirituale, un'avventura estetica, dove la ricerca e la scelta dei quadri, delle sculture, risponde a un preciso ragionamento, che è il ragionamento della ricerca dell'armonia, dell'arte come bellezza e non dell'arte come pura e semplice divagazione, o peggio ancora come nichilismo. Ecco, questo è il dato fondamentale del libro, che si snoda anche con due prefazioni importanti, quella di Salvatore Ferlita e di Aldo Gervino, che danno sostanza a un'operazione di Caracol, grande e bella casa editrice palermitana, che ha dato la possibilità a noi di poter realizzare questo scrigno, che soprattutto è un'indicazione per il collezionismo, ma soprattutto un'indicazione per riscoprire quei tesori d'arte che spesso sono poco conosciuti o male interpretati. Passiamo allo sport, tutto pronto per la nona giornata di promozione del Girone D, che vede l'Akragas in testa al campionato, che incontrerà il Santa Croce Soccer. Inizio della partita alle 14:30, con un'intervista al dirigente sportivo Giancarlo Rosato, e quanto ci propone il collega Carmelo Lentini. Tutto pronto per la nona giornata di promozione Girone D, dove l'Akragas, dopo un lungo testa a testa con il Priolo, è riuscito a conquistare la vetta della classifica. Un momento magico per la squadra di Sebi Catania, che parallelamente sta andando speditamente avanti anche in Coppa Italia. L'avversario di questa domenica è il Santa Croce Soccer, squadra tosta ed attuale terza forza del campionato.
che affronterà la compagine dei Templi allo stadio Biazzo di Ragusa. Purtroppo questa trasferta è vietata per i tifosi acrecantini per il divieto legato alle condizioni dell'impianto e alle criticità segnalate dagli organi di sicurezza. Santa Croce Soccer Acregas avrà inizio alle ore 14:30 e verrà diretta da questa terna arbitrale. L'arbitro sarà Giorgio Fragalà di Acireale, mentre i suoi assistenti saranno Fabrizio Macri e Davide Pio Villè di Messina. Per quanto riguarda le altre gare, il Priolo, come detto prima, ospita il Città di Canicattini, mentre questo sabato anticipano Pro Ragusa Atletico Megara e Scicli Frigiddini. Le altre gare della domenica: Calat Sommatinese, Gimnica Scordia Gela e Serra di Falco Noto. Ed ora una lunga intervista con il direttore sportivo, oltre a essere direttore generale, l'avvocato Giancarlo Rosato. Giancarlo Rosato, in veste di direttore generale dell'Acregas. È tempo di bilanci. Dopo il passaggio del turno di Coppa Italia, l'Acregas ha stabilito un mini record, 12 vittorie di fila tra campionato e Coppa, appunto. È un bel risultato. Ma sono risultati che ci rendono molto contenti. Siamo in linea con i programmi di inizio stagione. Chiaramente non immaginavamo un percorso netto così ben delineato, però è frutto del lavoro quotidiano, di una formazione fatta di ragazzi seri, di professionisti seri che lavorano, e quindi questi risultati non sono altro che proprio il frutto del lavoro quotidiano. Indubbiamente siamo molto molto contenti. Dal campo all'assetto societario, Tino Longo ha deciso di lasciare, e di queste ore l'ufficialità che è passato a un'altra società. Ecco, chiariamo questa vicenda. Come sono andate le cose? Ma in realtà ci sarebbe ben poco da chiarire, perché il direttore, anzi Tino, l'amico Tino, che fa una scelta personale e professionale diversa e che assolutamente non può essere messa in discussione, a maggior ragione quando si decide di andare in una piazza che calcisticamente è altrettanto valida, di tradizione come Vittoria. Probabilmente è stato giustamente attratto da una categoria superiore, da un contesto ugualmente sano. Va bene così, insomma, andiamo comunque avanti avendo le risorse e le competenze calcistiche appropriate per proseguire in serenità. Ecco, però cambiare in corsa non è mai bello, soprattutto per chi aveva sposato un progetto e poi decide di cambiare. Ma non è ben bello, però siamo nell'ambito delle scelte personali. Sai, nel calcio, così come nella vita, o si hanno le giuste motivazioni in modo costante per coltivare un percorso, un progetto, o altrimenti, se si hanno idee, aspirazioni diverse, è giusto che ognuno faccia le proprie scelte. Certamente in questa società mai accadrà di costringere qualcuno a rimanere se non ha voglia di rimanere. Questo deve essere chiaro. Del resto comprendo che la categoria non è quella di appartenenza di tanti, però quest'anno è un anno di assoluta transizione, dove in tanti si è scelti non la categoria ma l'appartenenza. Occorre un sostituto per Tino Longo? No, possiamo andare avanti benissimo così. All'interno della società ci sono le giuste competenze calcistiche per poter proseguire senza ricorrere, insomma, ad altre figure esterne che possono ricoprire questo ruolo. Non ti nascondo che in tanti si sono anche proposti, però senza voler peccare di presunzione, Agrigento e l'Acregas non è per tutti. Quindi va bene così, rimaniamo così in assoluta serenità. Adesso parliamo del campo.
inteso come campo di gioco, abbiamo trovato ospitalità ad Aragona, è una bella situazione, la situazione ottimale in questa fase di progettualità e di rifondazione della squadra. Ma lo stadio di Aragona rappresenta un'ottima alternativa per le nostre partite interne, per due ordini di fattori. Innanzitutto la vicinanza con Agrigento, poi parliamo di un impianto nuovo. La posa del manto di erba sintetica risale giusto ad un paio di anni fa, la struttura è accogliente, gli spogliatoi altrettanto sono nuovi. L'amministrazione comunale di Aragona, il sindaco, che ringrazio, unitamente alla società dell'Aragona e il presidente Luigi Monreale si sono detti subito disponibili ad accoglierci e quindi abbiamo preso la palla al balzo, come si dice. Poi non nascondo che giocare in un terreno di erba sintetica è notevolmente agevolativo per la nostra squadra, insomma, che esprime qualità calcistiche non secondarie. Vediamo ora un approfondimento sul campionato di calcio di promozione Girone A con un'intervista al direttore sportivo dell'Aragona Calcio, Ficarra, sempre Lentini. Nel campionato di promozione però Girone A non c'è nulla di facile, tutte le gare risultano essere impegnative e difficili da superare. In questo momento della stagione Aragona e Gemini stanno attraversando un buon periodo di forma e le vittorie arrivano spesso anche da fuori casa. Nessuna delle due ha dato segnale di cedimento, per cui si prospetta un lungo testa a testa in attesa dello scontro diretto del 7 dicembre prossimo allo stadio Toto Russo. Per quanto riguarda le altre agrigentine, il Casteltermine, in apparente crisi tecnica e anche di risultati, cerca punti sul campo dell'Aspra, mentre la Margheritese ospita il Forte Mazzara. Ma vediamo quali sono le partite che sono programmate per questa domenica. Aragona Città di Marineo Academy, Aspra Casteltermini, Città di Casteldaccio Atletico Partinico, Alcamo Camporeale, Fulgatore Salemi, Gemini Sport Palermo, Margheritese Mazzara, Valderice e Terrasini Monti. Ed ora seguiamo una intervista su questa partita dell'Aragona che affonderà il Città di Marineo Academy a cura del direttore sportivo Ficarra. È sicuramente un momento magico per l'Aragona in testa al campionato. Domenica arriva il Marineo, obiettivo dare continuità ai risultati. Sì, giustamente c'è stato un paio di partite che da un bel po' che stiamo giocando un bel calcio e continuare la striscia positiva di risultati. Sarà importante perché è una squadra quotata, un avversario composto da giocatori di categoria superiore, quindi dobbiamo la massima attenzione, la massima intensità e arrivare preparati per tutto quello che fa il mister durante la settimana e lo staff preparano. In testa al campionato insieme al San Giovanni Gemini, ma ti chiedo come si vince questo campionato, questo torneo? Vincere, diciamo, è una parola grossa, in quanto ancora il campionato è lungo, però noi viviamo domenica dopo domenica cercando di fare il meglio possibile e portare il risultato dalla parte nostra. La squadra fino ad oggi ha dimostrato di sapere giocare a calcio soprattutto, è un gruppo eccezionale, speriamo di continuare così fino alla fine e prenderci qualche soddisfazione, continuare a prenderci delle soddisfazioni meritate. Farete mercato? Sì. Per vincere il campionato? Sì. Insomma, per vincere il campionato diciamo che lo staff ha chiesto qualche rinforzo in qualche zona di campo, non che manchi di giocatori, di unità, però inserire qualche pedina, alzare l'asticella a livello tecnico per essere sempre pronti a qualsiasi evenienza. Un ultimo servizio per lo sport riguarda la Serie D, l'eccellenza e la seconda categoria. Carmelo Lentini. Ed ora occupiamoci delle altre categorie, partendo chiaramente dalla Serie D Girone UI.
Cosa uscirà fuori dallo scontro acireale Castrum-Favara? Da una parte una squadra che sta risalendo la china e che in queste ultime ore si è rafforzato con l'arrivo di Lo Faso, ex calciatore dell'Acregas. Dall'altra una compagine favarese che cerca il colpo gobbo per rilanciarsi in classifica generale. A Gela è in programma il derby tutto nisseno-Gela-Nissa, mentre ad Enna scende in campo la Regina. Da segnalare Messina Savoia, San Gatardese Vibonese e Athletic Club Palermo Gelbesson. In eccellenza girone A brilla sempre in vetta la classifica il Lecata che affronterà nell'anticipo di questo sabato al Dino Liotta il CUS Palermo. Stessa cosa per l'Unitas Sciacca che anticipa a Partanna Mondello contro la locale Parma Valle. Infine il Camerate sarà impegnato fuori casa a Misilmeri contro il Don Carlo Lauri. Nel torneo di prima categoria Girone B spicca in vetta la classifica alcengiana, in seguito come un'ombra a 2 punti dall'Alessandria della Rocca, mentre in netta risalita c'è l'Empedoclina, che grazie ad un filotto di risultati utili consecutivi è riuscita ad entrare in piena zona playoff. Questo sabato l'Empedoclina anticipa in trasferta con il Collesano, il Cenciana torna in casa con il Brizzi, mentre l'Alessandria della Rocca affronta sempre fuori dalle mura amiche la Belsitana. Dopo il pari interno di domenica scorsa, stiamo parlando di seconda categoria Girone B, il Bovo Marina Montallegro è stato raggiunto in vetta alla classifica dal Caccamo e questa domenica si reca a Favara per scontrarsi in un derby che promette scintille. Torna a giocare in casa il River Platani con il Roccalia nel tentativo di riprendere la corsa verso l'alto. In classifica generale il Bovo Marina Montallegro viene raggiunto in vetta dal Caccamo, mentre sono più staccati sia il River Platani che il Favara Calcio. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, mentre il telegiornale sul canale di 93 di Video Sicilia alle 15, alle 20 e replica la mattina alle 9. I nostri servizi si possono inoltre visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo un buon fine settimana.